Presentato il documento di lavoro per il prossimo Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia, al centro dello strumento lo sviluppo di una ecologia integrale e l'impegno della Chiesa. Il Signore ci rialza sempre. Il Papa ha incoraggiato gli abitanti di Camerino a 3 anni dal sisma in centro Italia, un abbraccio ideale a tutte le popolazioni delle zone terremotate. Il dono di un nuovo diacono per la Chiesa diocesana. Nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante il Vescovo ha ordinato Giovanni Ranieri. Il suo ministero sarà immagine di Cristo Servitore. Daniele Granara, il nuovo presidente dell'Associazione Amici del Monte di Portofino, chiesto a breve un incontro con il Ministro dell'Ambiente per chiedere la costituzione del Parco Nazionale con i confini più ampi possibili. È finita in pareggio dopo i rigori 10-10 la partitona di calcio ospitata al Broccardi di Santa Margherita Ligure, in campo amministratori, forze dell'ordine e sportivi per rinsaldare l'amicizia e la collaborazione tra enti. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Subito in apertura la cronaca perché c'è stato un grave incidente sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 16:15 in una delle cave di Ardesia tra Moconesi e Lorsica. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Un giovane di 25 anni per cause in via di accertamento è rimasto schiacciato da un macchinario su cui stava facendo manutenzione. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, il 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato il giovane da sotto il macchinario. In stato di incoscienza è stato stabilizzato prima e poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Sul fatto, sulla dinamica dell'incidente, indagano anche i carabinieri. Voltiamo pagina, è stato presentato oggi il documento di lavoro per il prossimo Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia. Il tema è Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Il mondo amazzonico chiede alla Chiesa di essere alleata affinché la vita piena che Gesù è venuto a portare nel mondo possa raggiungere tutti, specialmente i poveri. La sintesi del documento nel primo servizio. La prima parte del documento La voce dell'Amazzonia presenta la realtà del territorio e dei suoi popoli, un'area che comprende parte di Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese, per un'estensione di 7,8 milioni di chilometri quadrati nel cuore del Sud America. Le foreste amazzoniche rappresentano il 40% della superficie globale delle foreste tropicali. La vita in Amazzonia è minacciata dalla distruzione e dallo sfruttamento ambientale, dalla sistematica violazione dei diritti umani fondamentali della popolazione. La minaccia alla vita deriva da interessi economici e politici dei settori dominanti della società odierna, in particolare delle compagnie estrattive. Nella seconda parte il documento prende in esame e offre suggerimenti per le questioni relative all'ecologia integrale. L'Amazzonia oggi è una bellezza ferita e deformata, un luogo di dolore e di violenza. C'è chi è costretto a lasciare la propria terra, molte volte cade nelle reti delle mafie, del narcotraffico, della tratta degli esseri umani, del lavoro e della prostituzione minorile. Il documento di lavoro analizza anche la situazione dei popoli indigeni in isolamento volontario. Sono vulnerabili alle minacce provenienti dal narcotraffico, dai megaprogetti infrastrutturali e da attività illegali legate al modello di sviluppo estrattivista. L'Amazzonia è tra le regioni con la maggior mobilità interna e internazionale in America Latina, anche se la Chiesa ha accompagnato questo flusso migratorio, ha lasciato all'interno dell'Amazzonia alcune lacune pastorali che devono essere colmate. Infine, l'ultima parte del documento di lavoro invita i padri sinodali dell'Amazzonia a discutere sul secondo punto del tema proposto dal Papa, i nuovi cammini per la Chiesa nella regione. La realtà delle chiese locali ha bisogno di una Chiesa partecipativa che si renda presente alla vita sociale, politica, economica, culturale ed ecologica dei suoi abitanti, di una Chiesa accogliente verso le diversità culturali, sociali e ecologiche per poter servire senza discriminazione persone o gruppi, di una Chiesa creativa che possa accompagnare assieme al suo popolo la costruzione di nuove risposte ai bisogni urgenti, di una Chiesa armoniosa che promuova i valori di pace, misericordia e comunione. E sono stati tanti e toccanti i momenti che Papa Francesco ha vissuto a Camerino, nelle Marche, nel corso della visita alle comunità colpite dal terremoto del 2016. Il Papa ha incontrato le persone che vivono nelle SAE, le soluzioni abitative di emergenza, ha visitato le aree ancora inagibili e ha celebrato la messa accanto al Duomo ancora profondamente danneggiato. Quindi un incontro aggiunto all'ultimo momento, quello con i bambini. Vediamo il servizio. Vieni Spirito Consolatore,
vieni a darci un po' di luce, a darci il senso di questa tragedia. Un abbraccio ideale a tutte le comunità colpite dal terremoto nel 2016. È quello che Papa Francesco ha portato a Camerino, ricco il programma della giornata che ha avuto come momento centrale la Santa Messa celebrata al termine di una serie di visite del Papa al territorio in una assolata piazza Cavour. Prego il Dio della speranza, perché ciò che è instabile in terra non faccia vacillare la certezza che abbiamo dentro. Prego il Dio vicino, perché susciti gesti concreti di prossimità. Il rischio è che dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico la tensione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più. Il Signore invece spinge a ricordare, a riparare, a ricostruire e a farlo insieme. Poco prima del suo ritorno in Vaticano, Papa Francesco ha incontrato circa 200 bambini dell'arcidiocesi di Camerino San Severino Marche che hanno ricevuto la prima comunione. All'incontro, aggiunto all'ultimo momento al programma del viaggio nella palestra del centro sportivo dell'Università di Camerino, hanno partecipato anche i genitori dei ragazzi e i loro catechisti. Quando le cose cadono, noi dovremmo lasciarle così, cadute, forte. Cosa fa Gesù quando noi cadiamo? Come ci aiuta Gesù? Ti dà la mano per rialzarti, ti tira su, ti tira su. Gesù ti tira su. Sempre questo ricordo nella vita, mi aiuterà sempre. Quando io sono giù, ho caduto tante volte, non so, pensate che Gesù è sempre con la mano tesa. Perché? Per aiutare a rialzarsi. Gesù ci rialza. Veniamo adesso in diocesi. Nella festa patronale di Sant'Antonio a Sestri Levante, la comunità parrocchiale ha ricevuto il dono del diaconato permanente di Giovanni Ranieri. La messa è stata presieduta dal vescovo. Il diaconato è un ordine sacro che vale per se stesso, fa partecipare al mistero di Cristo. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante, nella festa della Santissima Trinità e nella memoria liturgica del titolare, durante la quale ha conferito il ministero del diaconato a Giovanni Ranieri, sposo di Paola, padre di 2 figli. Monsignor Tanasini ha ricordato che il significato del diaconato è il servizio, perché Cristo si è posto come servitore. Servizio all'altare, servizio dunque ai ministri degli altri ordini, al vescovo prima di tutto, agli altri presbiteri, ma servizio alla comunità, servizio della parola, servizio ai poveri, servizio pratico anche. Una consapevolezza che in Giovanni è molto chiara in lui e nella sua famiglia. Penso che nel servizio quotidiano del lavoro come infermiere nell'ospedale di continuare la mia opera di operatore sanitario come cristiano e nella comunità in cui presto servizio, ma anche nelle opere quotidiane di vita pastorale all'interno dell'ambito di Sestri. Ti senti supportato, sostenuto dalla comunità in cui ti trovi? Oggi è la festa patronale di Sant'Antonio, ma tante persone erano presenti a questo momento di comunità. Certamente, è una comunità che mi ha accompagnato fin dall'inizio, ha accettato ben volentieri di sostenermi in questi anni di cammino nel diaconato e ancora oggi con la loro presenza e con voler festeggiare nella festa patronale questa ordinazione dimostra la grande famiglia che è questa parrocchia. Inizia un cammino nuovo che in realtà è una nuova tappa di un cammino iniziato fin da quando con Giovanni ci siamo conosciuti, di amicizia con Gesù.
di amicizia nostra, personale, di coppia e coi nostri figli, e diventa anche un modo per aprirci non soltanto all'interno della nostra famiglia, ma all'interno della Chiesa e del mondo dove siamo chiamati ad operare. La politica amministrativa adesso. Questa mattina in comune a Rapallo si è tenuta una riunione tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti di Iren Ireti. Al centro del dibattito i tempi per l'ultimazione dei cantieri aperti sul territorio cittadino per la posa delle tubazioni di collegamento al nuovo depuratore in località Ronco. L'attenzione si è concentrata in particolare sull'intervento in corso in via Maggiocco nel tratto compreso tra via Ferraretto e il sottopasso ferroviario, un punto nevralgico per la viabilità cittadina. I tecnici di Ireti hanno comunicato che entro la fine della settimana in corso il tratto stradale riaprirà alla circolazione a senso unico alternato. I ritardi sarebbero causati dalla necessità di modificare i progetti iniziali per via di imprevisti continui, su tutti una definizione poco chiara dei sottoservizi presenti al di sotto della sede stradale che in quel punto hanno densità molto elevata. A Rapallo sono iniziati oggi invece i lavori di metanizzazione della zona di via Canale. Gli interventi eseguiti da Italgas Ireti su indicazione dell'amministrazione avranno una durata di circa 50 giorni lavorativi. Una volta terminati, Italgas provvederà alla riasfaltatura completa della carreggiata. Il consigliere comunale di minoranza di Sestri Levante, Marco Conti, ha scritto una nota agli assessori ai lavori pubblici, Paolo Valentino, e quello all'ambiente, Mauro Battilana, per segnalare il degrado sulla piazza che si trova di fronte alla chiesa parrocchiale di San Paolo in Pila. Adibita a parcheggio pubblico, la piazza è stata utilizzata anche come deposito di materiale edile per lavori di manutenzione al campo sportivo. Al momento l'asfalto è profondamente danneggiato, non c'è regolamentazione della sosta, le auto vengono parcheggiate in maniera caotica quando sul campo si svolgono gli incontri di calcio. Conti chiede di posizionare cartelli di divieto di sosta per camper e mezzi pesanti, ripristinare il manto stradale della piazza, delimitare gli spazi di sosta con apposita segnaletica. La cronaca: i carabinieri a Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 49enne straniero e un 19enne genovese. Il primo, abitante a Portofino, era già aggravato da pregiudizi di polizia. Sottoposti a test alcolemico sono risultati rispettivamente con un tasso alcolico pari a 1,58 grammi per litro e 1,51. Le patenti in entrambi i casi sono state ritirate. E 4 persone denunciate sono state deferite dai carabinieri di Chiavari a conclusione dei servizi finalizzati a reprimere reati predatori. Notizia questa che andiamo a leggere sul nostro sito radiopace.com. I militari hanno controllato 160 persone, 121 mezzi, 58 obiettivi sensibili. Sono state effettuate 2 contravvenzioni al codice della strada e ritirate 2 patenti. In 4 denunciati sono stati una 43enne straniera pregiudicata per tentata frode nell'esercizio del commercio. La donna avrebbe messo in vendita dei prodotti alimentari senza l'indicazione della derivazione degli stessi. E poi un 25enne di Avegno per guida in stato di ebbrezza, un 32enne di Alessandria per minaccia a seguito di una lite per mancato accordo inerente ad un lavoro di giardinaggio e un 87enne genovese per violazione di domicilio. L'uomo, approfittando dell'assenza del proprio figlio, si sarebbe introdotto all'interno del cortile dell'abitazione per depositare materiale vario. Un incontro con il Ministro dell'Ambiente per chiedere l'istituzione del Parco Nazionale di Portofino con confini più ampi possibili, coinvolgendo i comuni come Chiavari, Rapallo e Recco. È quello che farà l'Associazione Amici del Monte di Portofino, sodalizio creato 50 anni fa da Ardito Desio, la cui carica di presidente recentemente è stata assunta dall'avvocato Daniele Granara. Sentiamo. Dopo la scomparsa lo scorso fine ottobre del giornalista Raffaello Uboldi, che per 20 anni ha guidato l'associazione. Il nuovo presidente dell'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino, l'avvocato Daniele Granara. Quali i suoi compiti, che cosa lo aspetta? Dunque, intanto un rilancio dell'associazione certamente a livello non soltanto territoriale ma a livello regionale, se non addirittura nazionale. E questo in un momento difficile, in un momento particolare. Siamo alla vigilia della creazione forse del Parco Nazionale del Promontorio del Monte di Portofino e quindi noi a maggior ragione vogliamo portare il nostro contributo storico, culturale,
di collegamento, di attività che porteremo avanti come abbiamo sempre fatto in questi ultimi 50 anni. Posso dire che il primo atto che faremo, e lo abbiamo già concordato col Presidente operativo del Pino, chiederemo un incontro al Ministro dell'Ambiente per rappresentare la realtà culturale, la realtà paesistica, la realtà ambientale, la necessità che il parco diventi un grande parco nazionale tra i più importanti del nostro Paese e non solo. L'associazione fa anche da stimolo alle amministrazioni locali nel portare avanti l'operatività istituzionale di questo ente. Quali saranno i rapporti che si instaureranno con le nuove amministrazioni? Credo che la posizione delle amministrazioni locali su questo punto sia stata una posizione non condivisibile. Non riusciamo veramente a comprendere come non ci si renda conto della grande opportunità che il Parco Nazionale può rappresentare. Certamente l'associazione si farà interprete a livello nazionale, innanzitutto perché non dimentichiamo che il Parco Nazionale è un parco vigilato, come tutti i parchi nazionali, dal Ministero dell'Ambiente. E Portofino non è una realtà locale, non è Portofino e il Monte di Portofino una realtà che possa essere limitata al governo di amministrazioni locali. Il localismo è uno dei mali del nostro Paese. Portofino è un valore nazionale e internazionale e quindi l'associazione in questo senso opererà. È stata inaugurata una settimana fa e sta avendo un ottimo riscontro la passeggiata dei Baci, il sentiero che collega Portofino con Paraggi, passando all'interno dell'area boschiva poco al di sopra della strada provinciale Carrabile. Vediamo le immagini dell'inaugurazione. Il sentiero permette di ammirare panorami unici al mondo in tutta sicurezza perché è al di sopra della strada che attualmente è ancora oggetto di lavori dopo i danni pesantissimi subiti durante la mareggiata di fine ottobre. Per questo il sindaco Matteo Viacava, e con una nota invita a tutti i residenti e turisti a preferire la passeggiata dei Baci alla strada Carrabile. Il comune, si legge nella nota, ricorda che è caldamente sconsigliato il transito pedonale sulla provinciale 227, che è di gran lunga più sicuro per coloro che decidono di raggiungere Portofino a piedi, arrivare nel borgo attraverso l'incantevole sentiero di 1,5 km che dalla porta di Levante a Paraggi porta fin sotto il campanile della chiesa di Divo Martino, a due passi dalla celebre piazzetta. E la trasmissione di approfondimento, direttamente sull'ultima della stagione, si occuperà delle Tigullio occidentali. Ospiti in studio i neo rieletti sindaci di Rapallo e Santa Margherita Ligure, Carlo Bagnasco e Paolo Dorandoni, che affronteranno le tematiche legate allo sviluppo del territorio e del turismo. Tra gli interlocutori il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras, e il segretario della CISL Area Metropolitana di Genova, Andrea Sanguinetti. La trasmissione Rapallo e Santa Margherita Ligure, conferme e rilanci andrà in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Hanno preso il via oggi nel Palazzetto dello Sport di San Pierricane, siamo a Chiavari, le selezioni per 3 esperti tecnici, categoria D, per l'area professionale tecnica specialistica servizi tecnici. 82 partecipanti su 194 selezioni hanno affrontato 2 prove scritte che saranno poi valutate da una commissione esterna che procederà alla correzione della seconda prova solo se il candidato avrà ottenuto il punteggio di almeno 21 trentesimi nella prima prova. Da questa prova, sottolinea il segretario comunale Concetta Orlando, si dovrebbero individuare nuove figure da inserire nell'organico comunale con caratteristiche adatte ad una moderna e pubblica amministrazione. È nata una forma di collaborazione tra la direzione sociosanitaria dell'ASL 4 e i responsabili dei distretti. In sostanza sono state definite nuove modalità per presentare le domande per l'inserimento nelle liste di attesa delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone anziane, accreditate o convenzionate con l'ASL 4 Chiavarese. L'obiettivo è rendere il servizio più semplice per le famiglie aggiungendo nuovi sportelli a quelli già operativi. A partire dal lunedì prossimo, 24 giugno, sarà possibile presentare le domande all'ospedale di Sestri Levante e quello di Lavagna, nella sede del distretto sociosanitario di Chiavari, all'RSA di Chiavari, al polo sanitario della Valfontana Buona e all'ospedale di Rapallo. Per ogni informazione è possibile fare riferimento al sito internet della ASL 4 dove si può scaricare il modulo da compilare. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per martedì 18 giugno.
Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini è aperto alle visite dalle 9 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Consueto appuntamento con il mercato agricolo e delle autoproduzioni a Sestri Levante, dalle 9 alle 13 nella piazzetta di Via Salvi. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in Via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. La Fondazione Sorella Natura organizza un convegno sui temi dello sviluppo sostenibile, economia circolare, infrastrutture e tutela del territorio. Alle 9:30 registrazione dei partecipanti nella sala Quadrivium in piazza Santa Marta a Genova. Dopo la presentazione dell'evento e i saluti istituzionali inizierà alle 11 la tavola rotonda condotta da Luco Baldeschi con gli interventi di Pietro Salini, Alberto Maestrini, Patrizia Lombardi ed Edoardo Croci. Sergio Maifredi presenta il libro di Gianluca Favetto, intitolato Si chiama Andrea. Alle ore 18 nella libreria L'Amico Ritrovato in via Luccoli a Genova. Apriamo una pagina dedicata ai temi dello sport, iniziamo dal calcio, una serata in famiglia per festeggiare la stagione agonistica del villaggio calcio. Al Circolo Acli di San Colombano Certennoli si sono radunati 150 commensali, tra cui molti bambini e le rispettive famiglie, che hanno potuto conoscere il nuovo organigramma societario. Nuovo presidente dei villaggini è Fabio Rossi, che sarà affiancato dal vice Mauro Bertani. Obiettivo del gruppo è lavorare per il bene comune rappresentato dalle giovani leve che si formano sui campi da gioco. Durante la serata è stato presentato il progetto Next Generation dell'Unione Calcio Sampdoria, che dovrebbe accrescere il bagaglio tecnico per allenatori e giocatori che respireranno aria di professionismo durante gli stage tecnici dei campi di casa e nelle strutture blucerchiate. In un clima di amicizia e divertimento si è svolta al campo Broccardi di Santa Margherita Ligure quella che è stata definita la partitona di calcio, ad affrontarsi due formazioni composte da amministratori di opposti schieramenti politici, rappresentanti di forze dell'ordine e appassionati di calcio. L'iniziativa ha inteso saldare quel legame che si era già consolidato tra le realtà del territorio segnate dalla mareggiata del 29 ottobre dello scorso anno. Per la cronaca, la partita terminata 2-2 ai tempi regolamentari si è conclusa ancora in pareggio sul risultato di 10-10 dopo i calci di rigore. Che momento è stato questo di gioco ma anche di amicizia e fraternità? Momento emozionante e soprattutto la meritata pausa dopo il grande lavoro, la grande partita, quella vera, giocata appunto non sul campo di calcio ma su quello del lavoro, dove con gli amici con cui oggi ci siamo ritrovati qui abbiamo veramente giocato la partita fino in fondo e aggiungo per più tempo rispetto ai 90 minuti canonici e i risultati si sono visti, quindi grazie ancora, per me è veramente un onore anche perché sono prossimo insomma al termine di questo periodo qui di comando a Santa Margherita Ligure e quindi condividere questi momenti di tranquillità, di serenità con gli amici veri è la cosa più bella che possa esistere. È proprio direi l'emblema di quello che c'è qua nel Tigullio, c'è una grande amicizia già con Santa Margherita, con Rapallo, con le autorità portuali della Capitaneria di Porto, diciamo. E questo ci ha permesso comunque nei momenti di grande difficoltà di quest'inverno in seguito alla mareggiata di poter dare tutti qualcosa di più, perché l'amicizia ci lega nelle giornate come oggi nello sport, in giornata di festa, di allegria per tutti e ci ha legato comunque anche fortemente nei momenti di emergenza. Il calcio unifica, quindi qui ci siamo tutti, coloro che erano candidati contro, sia come sindaci che come consiglieri, ma anche tanti amici degli uni e degli altri, quindi è un momento di svago in cui godersi un po' lo sport come condivisione, insomma, di un momento in cui si suda insieme, si grida, si corre, però ci si diverte anche. È stata una bella serata, un bel momento di sport. Mercoledì abbiamo celebrato il primo consiglio comunale, però questa sera eravamo qui tutti insieme per giocare insieme una partita di calcio e credo che questa sia un'ottima immagine anche che lanciamo alla nostra città, al nostro territorio, perché al netto delle divisioni che sono anche legittime e ci possono stare in politica, abbiamo il dovere tutti di lavorare per il bene della città e questa sera abbiamo dimostrato che comunque le divisioni possono essere messe da parte, si può passare del tempo insieme e anche collaborare, lavorare insieme. Questo credo che sia di ottimo auspicio per i prossimi anni. Com'è andata la partita? Ma bene, a parte che Valerio Costa non mi ha fatto vedere una palla tutta la partita, giocavo in difesa, però per il resto è stata una bella partita, un bel pareggio, quindi la portiamo a casa così, una X va sempre bene.
La Rapallo Nuoto si è laureata come miglior scuola di nuoto della Liguria. A confermarlo sarebbero i recenti risultati. I giovanissimi atleti della categoria esordienti B, allenati da Stefano Pacini, sono saliti sul secondo gradino del podio della classifica a squadre con 141 punti, 3 lunghezze di meno rispetto alla prima classificata. Un risultato eccezionale se si rapporta il numero di nuotatori della società rapallese rispetto a quelli delle corazzate genovesi. L'auspicio della società è che si possa per il futuro contare su un impianto più idoneo per soddisfare esigenze di atleti e utenti. Ed Eleonora Ferroni della Lega Navale Italiana di Chiavari ha conquistato la medaglia d'argento nel campionato italiano ANSA 303 di vela riservato alle persone con disabilità. Ferroni era accompagnata dal suo allenatore Umberto Verna. Il campionato, una vela senza esclusi, ha visto la partecipazione di 27 equipaggi. I chiavaresi hanno conquistato da primo al terzo posto a pari merito, divenuto secondo per miglior risultato nell'ultima prova al fotofinish sull'avversario diretto. Prosegue così l'attività del polo vela e voga per tutti della Lega Navale Italiana a disposizione di tutte le persone con disabilità grazie alle barche a vela ANSA 303 e quelle a remi EPI. Con questa notizia si conclude questa edizione di TG Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.